abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Maria, illumini le vostre scelte e vi insegni ad amare ciò che è vero, buono e bello per il cuore. Aprite le porte a Cristo, aprite le porte, rivolgetevi a Lui, non sarete delusi, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Avete paura voi? No, Mi par giusto. Accogliamo questo invito dal canto e gli apriamo proprio la porta della nostra vita e lo salutiamo, come siamo abituati a fare fin da piccolissimi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E voi sapete, ragazzi, che questo saluto, il Signore sia con voi, non è mai stato così vero come oggi per voi, perché oggi sarà con voi in modo del tutto speciale, in modo del tutto particolare e bellissimo. Un po' di emozione, quindi forse anche un pochino di paura ci potrebbe anche stare, ma sappiamo che Lui ci vuole bene, non abbiamo davvero nulla di cui temere, anzi soltanto il desiderio di godere fino in fondo dell'amicizia e della comunione con Lui, che poi in Lui noi diventiamo capaci di fare anche comunione tra di noi, quindi questa comunione ci invade tutti quelli che sono qui in chiesa, qualcuno sta seguendo la diretta di qua in oratorio, tanti dalle case, anche distanti, ho saputo, anche molto distanti, forse addirittura anche dall'altra parte del mondo. C'è qualcuno che potrebbe seguire questa nostra celebrazione e siamo in comunione con tutti proprio grazie al Signore Gesù. Tuttavia c'è qualcosa che potrebbe, come dire, impedire, ostacolare la nostra comunione con il Signore. Sono i nostri peccati. E allora come primo gesto importante chiediamo a Lui il perdono e io lascio a voi lo spazio per chiedere insieme il perdono del Signore. L'uomo che confida in se stesso è destinato alla rovina. Perdonaci Gesù, per tutte le volte che pensiamo di poter fare tutto da soli e viviamo come se tu non ci fossi. Signore, pietà. Signore, pietà. L'uomo che confida nelle sue ricchezze non troverà la felicità. Perdonaci Gesù, perché spesso ci riempiamo di cose e crediamo che siano queste a rendere bella la nostra vita, mentre invece sei tu, Cristo pietà. Cristo pietà. L'uomo che confida nel successo e nella fama andrà incontro a delusione. Perdonaci Gesù, perché tante volte diamo tanta importanza a quello che pensano gli altri e poca a quello che pensi tu. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo,
Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signor. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. Preghiamo. O Dio, Signore del mondo, che prometti il tuo regno ai poveri e agli oppressi e resisti ai potenti e ai superbi, concedi alla tua Chiesa di vivere secondo lo spirito delle beatitudini proclamate da Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Come sarà un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Preghiamo insieme. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gloria. La sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come la pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo, soltanto per questa vita siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, disceso con i 12, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Abbiamo sentito tante parole dal Signore in queste letture, ma ce n'è stata una che mi ha colpito particolarmente, perché noi siamo qui oggi, diciamo così, per mangiare del pane, un pane molto, molto particolare. Siamo qui comunque per mangiare del pane. E abbiamo sentito da Gesù queste due frasi: beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati, guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. E allora mi pare che queste parole c'entrano un po' con quello che stiamo vivendo noi in questa celebrazione, che parla proprio della fame. Noi siamo qui a mangiare. La fame è una cosa positiva? Secondo voi? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Pensate alla fame nel mondo. È una cosa positiva? Non è proprio una cosa bellissima, diciamo così, la fame. E allora perché Gesù ci dice beati voi che ora avete fame? E perché, ancora peggio, guai a voi che ora siete sazi? Sono frasi un po' particolari queste di Gesù. Vale la pena cercare di capirle bene, visto che ci riguardano da vicino. Che cosa ha di positivo, secondo Gesù, la fame? Perché noi vediamo soltanto delle cose negative, o soprattutto delle cose negative nella fame. Allora proviamo a sforzarci e capire che cosa vuole dirci il Signore Gesù. Che cosa ha di positivo la fame? Io ho provato a pensarci nei giorni scorsi e allora mi sono dato queste risposte. Intanto la fame ci dà un po' il senso del nostro limite, il fatto che abbiamo bisogno di tante cose.
ci insegna a conoscerci anche nei nostri limiti, nelle cose che non riusciamo a fare, perché se non ci nutriamo, se non ci rifocilliamo, perdiamo le energie e non riusciamo più a fare nulla, ma anche se ci conosciamo nei limiti, ci conosciamo anche nelle possibilità. Insomma, sappiamo come siamo fatti e ci insegna un po' di umiltà la fame. Guarda, ci dice la fame, guarda che tu hai bisogno di qualche cosa, non puoi fare le cose da solo. Sii un po' umile. La fame ci mette al riparo dall'arroganza, dall'essere un po' di quei palloni gonfiati che pensano di poter fare tutto da soli, che pensano di non aver bisogno di nessuno. No, non è così. Tu hai bisogno. E come? Noi abbiamo sempre tanti bisogni, guai a dimenticarcelo questo. Infatti Gesù poi dice guai ai sazi. Quindi io penso che già questo sia un aspetto positivo della fame. Un'altra cosa che secondo me la fame ha di positivo è che fa sorgere il desiderio, no? Quando uno ha fame, che cos'è che fa? Desidera subito qualcosa da mangiare. Chissà quante volte nel corso della giornata sentite un po' di fame e allora esprimete alla mamma o al papà un desiderio, ma c'è un panino con la cioccolata, cioè, no? Vi capita? Sorge subito questo desiderio quando si ha fame. La fame innesca la ricerca, ci si mette in cerca di qualche cosa da mangiare, ci rende operosi, attivi la fame. Chi ha fame riesce a trovare del cibo anche dove noi neanche immaginiamo che ci sia tante volte. E la ricerca è importante, essere persone che cercano è importante, perché se noi ci mettiamo in ricerca, allora riusciamo a trovare anche quali sono le cose davvero importanti, qual è la fame vera, profonda, importante che c'è dentro di noi, perché non è mica scontato, sapete, riconoscere qual è la vera fame. Ci sono delle sazietà, cioè delle pance piene, che nascondono, non ci permettono di vedere quali sono le cose di cui abbiamo davvero bisogno. Ci sono delle persone, ad esempio, che sono sazie di soldi, di beni, e non si accorgono che hanno fame, che patiscono la fame della solitudine. Sono così pieni nello stomaco di questa cosa che non si accorgono che sotto sotto c'è una fame più importante e non la riconoscono. Ci sono persone che sono sazie di cose da fare, non hanno un minuto libero nella loro giornata, hanno un'agenda che quando finisce un'attività hanno subito quella dopo e poi subito dopo quella ancora, e pieni, sazi di tante cose da fare. Questa sazietà copre la fame del senso delle cose che si fanno. Non si pongono mai la domanda: ma perché faccio questa cosa qua? Per che cosa mi do tanto da fare? Perché sto correndo avanti, a destra e a sinistra? E fanno le cose così, senza un significato, ma le fanno, sono pieni, sazi e non si accorgono che manca qualche cosa di più importante. Ci sono delle persone che sono sazie di cose, hanno tutto, non gli manca niente, ma quella sazietà copre la fame di gioie più vere, più autentiche. Perché è vero, porta un po' di gioia avere questa cosa, avere quest'altra ancora. Sicuramente oggi qualche regalo ve lo faranno e sicuramente questo vi porterà qualche gioia ed è bello, per carità. Però ci sono gioie più profonde che rischiano di rimanere nascoste quando siamo troppo pieni di cose. Ci sono persone che sono sazie di potere, hanno tanta influenza sugli altri e questa sazietà copre la loro fame di pace interiore. Sono così presi dal conservare il loro potere che sono sempre agitati, sono sempre impauriti che qualcuno glielo porti via e non hanno una pace dentro. Vivono male, ma non se ne accorgono perché sono sazi di potere. Ci sono persone che sono sazie di se stessi, sono pieni di se stessi, prima dicevo i palloni gonfiati, no? E sono pieni di sé, sazi, ma questa sazietà copre la fame di amore che loro hanno. Sono pieni di sé, ma non si accorgono che nella loro vita tante volte manca l'amore. Coprono queste sazietà
coprono la fame dell'ora. Ora, beati voi che ora avete fame. Sono sazi ora. Guai a voi che ora siete sazi, dice Gesù. Ma poi, quanto dura questa sazietà? Quasi sempre, se il cibo è sbagliato, dura poco. Ecco, allora la fame ci dà anche la possibilità di cercare, come dicevo, qual è il vero cibo di cui abbiamo bisogno e quali sono le vere fami che abitano dentro di noi, perché non è scontato riconoscerle. Tante volte rincorriamo cibi sbagliati. Ma c'è un'altra cosa positiva della fame, secondo me, e cioè la fame ci apre all'altro, cioè a chi può sfamarci. Infatti, come dicevamo prima, quando voi state facendo le vostre cose e sentite fame, immediatamente andate dalla mamma, dal papà, da qualcuno. No? La fame ci spinge verso l'altro, la fame ci spinge non solo verso la mamma, il papà o chi può sfamarci, ma la fame può spingerci anche verso Dio, verso il Signore. La fame vera ci spinge verso di Lui. Perché la vera fame che in realtà noi abbiamo non è delle cose, non è del potere, non è dei soldi, non è di queste cose. La fame più vera che abbiamo dentro di noi è di amore, è di amicizia. Provate voi ad avere tutte le altre cose, ma non avere amore, non avere amicizia, non sentirsi ed essere amati. Questa è la fame che abbiamo. Di amare abbiamo fame, perché è bello essere amati, ma amare è ancora più bello. Dà una gioia straordinaria, specialmente se riusciamo ad amare al di là delle nostre chiusure, delle nostre pregiudizi. Amare è davvero bello e abbiamo fame di amare gli altri. E senza gli altri non possiamo farle queste cose. Se non abbiamo qualcuno al nostro fianco non possiamo amare, non possiamo essere amati, non possiamo avere amici. Abbiamo fame delle cose importanti. Se non c'è la fame, siamo impediti a pensare a quanto abbiamo bisogno di Dio. Chi è troppo sazio ora pensa che Dio non gli serva, e ce ne sono tanti che pensano così, Attenzione, perché ce ne sono tanti che pensano così e si sbagliano. La fame impedisce di vivere senza il Signore e di rimanere soli. Ecco perché allora Gesù ci ha detto: guai a voi che ora siete sazi, perché siete sazi di cose futili, che passano. Anche la seconda lettura ci ha detto: siete da commiserare se vi sfamate di fede e di convinzioni che valgono soltanto per poco tempo. Siete proprio da rimpiangere, anche se siete credenti, ma di cose che riguardano soltanto un orizzonte di tempo molto breve, siete peggio degli altri. E lo dice San Paolo, non lo dico io. Ecco perché guai a voi che ora siete sazi, perché non vi sazierete mai delle cose vere e rischiate di passare la vita da affamati senza nemmeno accorgervene. Ed ecco perché tanta fame ora, in sé è vero, non è una cosa positiva la fame, ma ci fa cercare e trovare il vero cibo, il vero pane, quello che sazia per sempre, quel pane che contiene il dono di tutto se stesso che Gesù fa a voi, che Gesù fa a noi tutti. Quello è il cibo di cui abbiamo davvero fame, il pane che contiene l'amore di Dio. E voi sapete qual è questo pane, giusto? Qual è questo pane? Tra poco comparirà qui, sull'altare. Ci sarà inizialmente del pane normalissimo, ma poi in quel pane, grazie allo Spirito, come dicevamo anche ieri, scenderà tutto l'amore di Dio. Dimmi, volevi dire questo? Un pane, questo col quale voi state per nutrirvi, che è la comunione, questo pane che è amore, è un pane che porta gioia nel cuore, ma la porta in tutti i giorni, nella quotidianità, perché è facile essere nella gioia quando si è in festa. Oggi, per dire, non è difficile essere nella gioia, no? È un giorno di festa, ma domani, quando andate a scuola, nel pomeriggio, compiti, dopodomani, di nuovo a scuola, compiti, dopodomani ancora di nuovo, è facile lì essere nella gioia.
Se ci nutriamo del Signore, sì. Lui ci porta la gioia tutti i giorni, in ogni istante della nostra vita. Lui ci porta la pace nell'anima, anche nelle difficoltà, perché è facile essere nella pace quando tutto va bene, quando gli amici sono vicini, ci capiscono, i genitori ci accontentano, e allora là essere nella pace è facile. Ma quando c'è qualche difficoltà, quando magari non stiamo tanto bene, quando ci sentiamo un po' soli, avere la pace nell'anima non è mica cosa facile, tutt'altro. Se ci nutriamo del Signore, sì, perché Lui ci riempie del suo amore, che porta il senso nelle cose che facciamo, perché tante volte rischiamo di fare delle cose che non capiamo il perché devo fare questo, perché devo fare quello, e magari ci sfugge e non ci piace poi fare le cose che non capiamo il perché. Il Signore ci aiuta a comprendere il perché. Questo pane con cui state per nutrirvi vi aiuta a sentirvi e ad essere amati, sempre, anche quando sbagliate, perché è facile sentirsi amati quando facciamo tutto bene, quando portiamo a casa un bel voto, quando ci siamo comportati bene per un bel po' di tempo. Allora è chiaro che è facile sentirsi amati e benvoluti anche gli altri, anche per gli altri è facile riversare su di noi il suo amore, ma quando sbagliamo, quando non ci comportiamo tanto bene, e là è difficile sentirci amati. Con il Signore sì. Se ci nutriamo del suo amore, siamo amati sempre, anche quando magari non ci comportiamo proprio tanto bene. Se siamo sazi di tutto, ragazzi, rischiamo di non nutrirci di quell'unico pane che è importante, perché solo chi ha fame mangia. Noi siamo qui a mangiare perché abbiamo fame. Un po' di fame fa bene, ragazzi. Accettatela un po' di fame ogni tanto, non soltanto del cibo intendo, Magari qualche volta i vostri genitori vi dicono dei no e vi lasciano un po' senza quello che voi vorreste, di cui vorreste sfamarvi subito. Vi stanno facendo un grande regalo quando vi dicono qualche no, perché vi fanno assaporare quella fame che vi fa cercare le cose vere. Quando il Signore magari vi tiene un po' a digiuno e non capite bene tutto, accettatela, perché quella fame è preziosa, vi aiuta a scoprire quanto è grande il suo amore. Non abbiate paura della fame. Se volete crescere, se volete diventare persone migliori, se volete conoscere Dio, se volete fare grande la vostra vita, se volete essere felici, non abbiate paura della fame. Non soffocate la fame, non correte a riempirvi della prima cosa che vi passa sotto mano, conservatela quella fame. A saziarvi, da oggi, ci penserà sempre il Signore. Qui, a disposizione per voi, tutte le domeniche, a saziarvi di ciò che è davvero essenziale. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nelle preghiere dei fedeli noi che cosa facciamo? Presentiamo al Signore le fami che abbiamo noi, che ha il mondo, perché sappiamo che solo Lui può saziarci. E allora con fiducia gli rivolgiamo insieme le nostre preghiere e ad ogni preghiera rispondiamo: ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, con fede umile e coraggiosa, aiuti il mondo a riconoscere che Gesù è vivo e presente nella storia di tutti e porta la luce di una vita nuova. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per noi che oggi facciamo la prima comunione. La gioia e l'emozione di oggi ci aiuta a coltivare sempre in noi la fame di Gesù e della sua parola, per gustare sempre il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i nostri genitori e le nostre famiglie. Magari, anche attraverso qualche sano digiuno, ci insegnino a riconoscere i cibi che davvero saziano di vita buona, da quelli che riempiono e basta. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per le persone e le nazioni ricche. Non pensino sempre e solo ai propri interessi, ma sappiano aprire il loro cuore alle necessità dei poveri. Così potremo vivere tutti nella pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per coloro che piangono e sono nel dolore, nella vicinanza di persone buone e soprattutto nell'amore concreto di Dio. Possano trovare sollievo nelle sofferenze e tornare a sorridere. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per tutti noi che siamo qui a celebrare insieme la Messa, nutrendoci ogni domenica di Gesù. Non temiamo di essere guardati male dagli altri per la nostra fede, ma diciamo a tutti con coraggio che Gesù è la nostra gioia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Dio, donaci di essere fedeli agli insegnamenti del tuo Figlio Gesù, per essere introdotti nella tua gioia per sempre. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Sempre nuovo, nel
Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da Te riceviamo il nutrimento dell'esistenza, l'energia e la vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del Tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del Tuo regno. Per questo mistero di salvezza innalziamo a Te la nostra lode, proclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo è il Signore, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di questi bambini che oggi per la prima volta, radunati alla mensa della tua famiglia, nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza, concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, il Beato Claudio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore si è reso presente con il suo corpo e il suo sangue qui davanti a noi. Ci prepariamo dunque alla comunione con Lui, rivolgendogli la preghiera più bella, quella che Gesù ci insegna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace,
Non guardare ai peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un cenno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
vita con le gioie e con i dolori di ogni giorno. È quello che Dio vuole da te. Vivere la vita inabissabili nell'amore con questi. È quello che Dio vuole da te. Cuore insieme agli altri, la nostra casa.
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre, che abbiamo sempre fame di questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Ecco, dobbiamo essere davvero grati al Signore, vedete, non ci fa mai mancare il suo pane, non ci sono pandemie e quarantene che tengano. Abbiamo celebrato comunque insieme questa tappa importante della nostra vita, della vostra fede. Chissà con questo nutrimento quanta strada potrete fare, chissà per quale strada vi porta il Signore. Pensavo che perché ci sia il pane del Signore con cui fare comunione, bisogna che ci sia anche qualcuno che, come ho fatto io oggi, impone le mani su quel pane e che concentra un po' la preghiera di tutti su quel pane, attraverso l'invocazione dello Spirito. E allora chissà che magari qualcuno nella sua strada, nutrito da questo pane, non possa anche in futuro prendere questa via. Non è facile, certo, ma nessuna strada è facile, però è preziosa come è stata preziosa per voi oggi. È un pensiero che mi è venuto perché, non so se lo conoscete tutti, ma il sacerdote che ha celebrato con me, Don Pierre, è l'unico prete diocesano nativo di Santa Lucia. E lui non me l'ha detto prima, ma sono sicuro che la pensa come me. Gli piacerebbe, insomma, che qualcuno continuasse la tradizione, no? Chissà che qua in mezzo a Don Pierre, chissà che qualcuno nutrito da questo pane non decida di mettersi a servizio di questo pane, no? Speriamo, lo speriamo tutti. Permettetemi un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questa celebrazione, a voi innanzitutto, che siete stati bravissimi, ma poi anche a chi vi ha preparato, le catechiste, chi ha preparato la Chiesa, e chi ha permesso di vedere questa celebrazione anche da distante, Daniele, tutta la sua troupe. Ecco, un grazie davvero a tutti coloro che si sono spesi per questo appuntamento così bello e importante. Mi raccomando, adesso fate una bella festa, perché è davvero grande il dono che avete ricevuto, grande, limpida, gioiosa, deve essere anche la festa di oggi, così che poi tutto diventi una festa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace, andiamo, grazie a Dio. Quanti attimi vissuti, quanti nascosti.